Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, siamo su Football Manager. Allora ragazzi, dopo i risultati un po' più positivi delle ultime partite, siamo contro l'Everton al Goodison Park, dobbiamo fare i 3 punti, eh. Nobile ancora squalificato, quindi riproponiamo il centrocampo cazzuto e spacca caviglie, spezza caviglie con Ladley, Kramer, Jorginho, tre incontristi obesi. Per il resto tutto regolare. Bente che rimane il titolare, Werner sta giocando un po' meno, però cioè, devo ricominciare un po' a metterlo, chiaramente tanto giovane, deve allenarsi bene e crescere. Contro l'Everton mi piacerebbe tanto portare a casa i 3 punticini, col Chelsea ha fatto una prestazione sublime ma è arrivato il pareggio. Se vogliamo se abbiamo una minima speranza, vogliamo lottare fino alla fine per l'Europa League, dobbiamo cominciare a vincere queste partite. Questo è quanto, insomma. Mi aspetto la vittoria, la voglio vincere. Vai ragazzi. Goodison Park. Everton, Leeds United. Un buon Leeds che però ha pareggiato tante partite ed è per questo che è un po' indietro. De Bruyne in panchina, è stato dall'infortunio. Baines. Bravo Grimaldo. Occhio. Parte bene l'Everton. Bravo Summer. Bravissimo Ladley. Boga. Grimaldo. Doria. Cracker Doria per Kramer. Kramer, oh Kramer! Kramer sta sonnecchiando. Non ci credo, cagata di Kramer, gol. Mamma mia. Grande portierone. Ma che errore di Christopher Kramer. Buttala via. Finora si è visto poco il Leeds purtroppo. Vai portierone, un bel rinvio. Benteke ancora, Kramer, Jorginho, Young Ambiwa la dà Grimaldo, Ladley, Grimaldo, Boga, non ci credo, Benteke, si è svegliato, l'uomo dal volto inguardabile, Christian Benteke, 1-0. E quest'anno ci siamo fatti recuperare troppe e troppe volte. Kramer bravissimo. Bravo Ledley per Benteke! Howard recupera. Dobbiamo mantenere il risultato, ragazzi. Per cortesia e anche A. Dai. Ocio. Nostre cagate, no. Mirallas. Go. Pal, mamma mia. Tipico culo comendiano in questo momento. Oh Leeds United. Oh Leeds United. Questa stagione sto pagando questo purtroppo. Le troppe volte che eravamo 1-0, 2-0 ci hanno recuperato. Se no potremmo avere almeno 7-8 punti in più purtroppo. Ma questo è il calcio, primo anno in Premier, ci può stare. Benteke, Ocampos, Howard. Ocampos in un periodo un po' così della sua esperienza al Leeds. Sta sbagliando tanti gol. Yangambiwa ancora sulla linea, che cazzo però. Stiamo giocando bene al Goodison Park. Boga. pressione del Leeds United. Oh Leeds United. Yangambiwa. Ladley. Boga. Il piccolo Benteke. Ocampos. Kramer. Incredibile. Non ci credo. Non riusciamo proprio a fare il 2-0. Stiamo giocando un buon calcio però. Sono contento. Un buon Leeds. Perché sul calendario è un po' in discesa, devo cominciare a fare il filotto comendiano. Ho bisogno del filotto, ragazzi. Non vi rilassate. Tutti contenti, molto bene. Siamo al secondo anno comendiano con il Leeds United. Vai, Fioi. Mirallas. Attenti. No, non entriamo in campo così. Grande portiere. Grande Sommer. Il piccolo Sommer. Sono tutti piccoli i miei giocatori. Beck. Kramer. Attenzione, non c'è nessuno in mezzo. Ma recupera ancora il Leeds, Jorginho. Beck. Kramer. Ladley. Errore del Leeds. Ma perché? Aia, gol.
Ragazzi, ho un portiere che devo baciare nel culo, veramente, la cosa è un po' troppo ufficiale. Austin, gol incredibile. No, ho sbagliato, Gold, ma dai, ma porca puttana. Gol su calcio d'angolo. Anzi, no, nulla, ultima modifica. Kevin De Bruyne. Niente, ci recuperano sempre ste stronzi obesi. Ok, e mettiamo Werner e Tarabt qua per un Boga che non mi è piaciuto oggi. Vai, rivoluzioniamo la squadra perché deve svegliarsi. Deve svegliarsi. Oddio, ladri, sbaglia. Ma perché andiamo in vantaggio e poi prendiamo gol? Mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni però, Fioi. Basta, basta, cazzo, dai! Svegliatevi, porca puttana. Incredibile. Sto collezionando un pareggio dietro l'altro. Guarda, va, guarda, guarda, vari goldoni. Non più un'azione. Male, molto, molto male. Allora, rischio di riprendere il gol, mamma mia. Werner da solo, Tarabt, Tarabt, Werner, Werner, non ci... No, non ci credo. Non ho detto che ho una sfiga, aggressivo mi sto incazzando. Non è possibile, non è possibile. Sto per de nono 18. Siamo indietro, stiamo pareggiando troppo. Ragazzi, siamo in casa contro Southampton, squadra quinta rivelazione di questa stagione. E ho fatto diversi cambiamenti per il turnover perché i giocatori sono un po' stanchi. White, Lees, centrale e a sinistra. Ritorna Noble al centrocampo insieme a De Bruyne. Ocampo spostato a sinistra. Tarapta a destra che ha giocato bene. E Verren attaccante al posto di Bente che diamo un po' di riposo. Questa è Fioi, cioè... Ho buttato via punti su punti, io non ho parole, potevo essere tranquillamente in quinto, quarto, cioè se non, è che mi hanno recuperato tipo su 10 partite 8 volte, cioè una cosa abbastanza deprimente. La squadra è giovane, infatti anche Mourinho mi ha descritto come una squadra di ragazzini e quindi non hanno il carattere per tenere la partita 90 minuti, questo è il discorso. Poca gente l'esperienza serve nel calcio, c'è poco da fare. Tarapt, Tarapt, De Bruyne, Beck, Tarapt, attenzione mamma mia subito Boruk. Dai, almeno in casa, Fiori, perché siamo comunque... La classifica non è lunghissima, però devo cominciare a marciare perché sennò serve un uomo forse di peso, una persona a centrocampo già forte e anche con un po' di esperienza che è dura, cioè è difficile che vengano all'inizio quei giocatori. C'è già un miracolo che sono riuscito a prendere De Bruyne e Benteke, perché fortunatamente De Bruyne ha giocato poco e Benteke comunque si può muovere. Tarapt, Tarapt! Calcio d'angolo. Tarapt. Niente da fare, Borz recupera. White si è fatto male, porca scatroia, però se devo anche levarlo. Ci dobbiamo aspettare almeno la fine del primo tempo. Lees, White, Ocampos, Ladley, De Bruyne, White, White, White di testa, Werner! 1-0! Il giovanotto Timo Werner! 1-0, adesso teniamolo il risultato. Teniamolo però, teniamolo però. Anche Nobel ha preso una botta. Devo fare già due cambi a fine primo tempo. Dio Christiansen. Adesso teniamolo però ragazzi, teniamolo. Andiamo sempre in vantaggio. Siamo una buona squadra, cavolo. Il Comandante ha fatto una buona squadra. Ne sono convinto di questo. Austin per Noble. Vai. E bisogna anche levare White e mettere Grimaldone. Eccoci col terzo cambio che adesso lo teniamo.
Grande Timo però, grandissimo Timo, entra, segna ragazzi, questo è un giovane che può diventare un crack del calcio e che in realtà è molto forte, dai. Occhio. Bravissimo Beck, Tarabt, vede Werner, però Campos, chiudiamola 2-0, non è chiusa ma grandissimo gol di Lucas. Oh, Campos. 2-0 Leeds ragazzi, 2-0 Leeds. Dai, che almeno l'Elan Road deve essere il nostro terreno di punti. Dai cavolo, dai. 65esimo. Dai ragazzi. Dai ragazzi, dai. Dai ragazzi, dai. 80esimo. Quando facciamo l'ultimo cambio, mettiamo Biondini per De Bruyne, che ha giocato poco in questo periodo al biondo. Mettiamolo per questi ultimi minuti. Ocampos, 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 Grimaldo, Werner! Mamma mia ragazzi, questo è un campione. Sesto gol di Werner, lo dovevo mettere di più. Sì, comunque in attacco potrei fare anche l'attacco, il doppio attacco e che ho comunque due ali forti, soprattutto Campos che è forte, non posso rinunciare a Campos. Mamma mia, che giocatore, Timo. 3-0 contro una squadra come Southampton che era quinta. Il Leeds è tornato. Vediamo la classifica, vediamo la classifica. Stiamo recuperando un po' di posizioni. Ottavo posto a 21, siamo a meno 7 dall'Europa. Siamo contro lo Stoke al Britannia Stadium, lo Stoke ancora più rivelazione del Southampton, terza in classifica. Cambiamenti, Austin, Boga e Grimaldone che è infortunato. White. Dai Febe, prego, portiamola a casa, Beppe, portiamola a casa. Ho bisogno di un filotto, di un piccolo filotto, è fuori cara, poi purtroppo io non ci sono. Questo è il vero problema comendiano. Vai, offensivi, spacchiamo le gambe allo Stoke. Vai. De Bruyne, Ledley, De Bruyne. Vabbè, finita. Prima azione bellissima come sempre. Bene, i primi 16 minuti veramente emozionanti. 16 minuti di gran classe comendiana. Dai, fioi! Mamma mia, mezz'ora veramente di nulla. E il nulla, e il nulla. Bene, un primo tempo veramente di classe sopraffina. Buono, buono. Werner, vedi un po'. È un po' incostante. È un 6-3, sta giocando di merda. Allora subito. Benteke. E basta per il momento. Partita veramente la Premier League ragazzi è veramente il campionato più duro, c'è poco da fare. Oso, bravo De Bruyne, Austin, subito Benteke che vuole rispondere che non ha giocato l'ultima partita. Benteke, subito! Indovinato il cambio, Benteke 1-0, 1-0 Leeds, adesso teniamola però, teniamola, per cortesias, per cortesias. Doria, Cracker Doria, per Beck, a Doria, il piccolo Cracker Doria per Ledley, per Benteke, De Bruyne, oh Campos, Benteke, mamma mia. Occhio, Fioio, occhio, no, no, se stronzate, Rhodes, no. Bravo Ladley, e vai Boga. Beck, Doria, Beck, De Bruyne, Ladri bravissimo, secondo me Ladri o Campos, o Campos, o Campos, o Campos. Ah, recupera il portierone. Dai che dobbiamo fermare lo Stoke. De Bruyne, Ladley, Cracker, De Bruyne, Boga,
Boga, Benteke, ancora parata, ma basta con sti errori. Perché sull'1-0 ne sbagliamo così tante, Ocampos? Tira, gol, Kevin De Bruyne. 2-0 Leeds, e andiamo. Ma stiamo calmi che tante volte si hanno recuperato da 2-0 fuori casa purtroppo. Adam. Eccola là, ma porca puttana, basta però! Non è possibile, ma perché sul 2-0? No, ma c'è qualcosa, non è possibile. Vai, togliamo Austin. E vai di Tarapt. No, se ancora per la sesta volta, millesima, da 2-0, 2-2, no. Non lo accetto, me ne vado. Vado ad allenare il Castel di Sangro. Dai, fioi. Tenimo duro. Sarebbe la vittoria della maturità, questa è la vittoria della maturità. La vittoria della maturità, per piacere. La vittoria della maturità. De Bruyne, Ladley, De Bruyne, 8 secondi alla fine, Kramer sbaglia, fischia, arbitro, è finita! 2-1 al Britannia Stadium. E il Leeds ha fatto il mini filotto. Grandi. Molto bene, ottavo posto a 24 punti. Siamo vicini, ragazzi, siamo vicini. E questo è quel che conta. Raga, sotto il commento veneziano, questo Leeds sta tornando alla grande. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.